mensa, adesso passatemi questo esempio. Il DPCM firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri al photo finish ha reintrodotto il tema dei centri estivi e ricreativi per i minori da 3 a 14 anni. Questa indicazione permette alle regioni di poter emanare un'ordinanza con cui c'è la volontà da parte del Veneto di anticipare per quanto possibile l'apertura di servizi dedicati ai piccoli, addirittura da 0 a 14 anni. Sono molti i fronti su cui stanno lavorando Zaia e i suoi assessori, compresa l'autorizzazione ad un sistema di ristorazione negli alberghi che sostituisca in qualche modo il buffet, all'utilizzo dei giochi all'interno dei parchi pubblici e privati, al trasporto pubblico. Stiamo lavorando, ve lo dico per informazione, a tutta una serie di attività che vogliamo, in settimana ci lavoriamo, io spero che si riesca a dare il via dal 25 e che sono attività relative al... se non il 25, ve lo sottolineo, se non il 25 maggio, magari per il 1° di giugno se proprio va male rispetto alle linee guida o quant'altro, rispetto a due comparti insomma, che ci stanno a cuore, perché comunque uno completa l'offerta turistica veneta e l'altro è un fatto ancora più importante che è quello sociale, il tema dei centri estivi. Il DPCM lo prevede, ovviamente lì c'è un tema di linee guida, di quant'altro, vediamo di fare un'ultima ricognizione che l'assessore Lanzarin farà rispetto a tutte le ricognizioni e anche le linee guida che noi abbiamo prodotto, che possiamo assolutamente produrre in qualsiasi istante perché le abbiamo già scritte, e pensare di sbloccare anche la partita dei centri estivi. Abbiamo dato l'autorizzazione ad una apertura importante, chiosa Zaia, che però evidenzia la necessità di indossare la mascherina sempre anche all'aperto. Non è la volontà di perseguire e di ossessionare i cittadini, ma un fatto di messa in sicurezza. Messa in sicurezza ormai dimostrata scientificamente che salva la vita e comunque è un atto di responsabilità. Se davanti a tutta questa tragedia portare una mascherina significa un atto di violenza, vuol dire che non ci siamo neanche come comunità, perdonatemi se vi dico questo. Dall'altro voglio anche ricordare che le ammende dai 400 ai 3.000 euro che ho ricordato non sono un'invenzione mia, sono previste dal decreto legge del 26 marzo che prevede che chiunque trasgredisca a qualsiasi norma dei decreti, dei DPCM o delle ordinanze ha un'ammenda che va dai 400 euro ai 3.000 euro. Stanno lavorando anche per cercare di trovare delle soluzioni per le attività culturali, ma in questo caso il tema dell'assembramento è preponderante e non concede troppi margini di manovra. Tutto il tema della cultura, dei centri sociali, dei centri di aggregazione, i teatri, i cinema, cioè l'abbiamo verificato anche oggi, tutto quello che possiamo fare lo facciamo. Io sono disposto di metterci la firma, però qual è il tema? Lasciateci il tempo di lavorare perché abbiamo un DPCM che ci lavora tanto contro su questo fronte e vi devo anche dire che anche il nostro servizio di prevenzione su teatri, cinema, centri sociali, cioè tutto quello che è aggregazione, dice ragazzi, però ripeto, io sono per affrontare il tema, chiuso ovviamente, sono per affrontare il tema che verrà trattato, ve lo dico già, in maniera paritetica tra cinema, teatro, centro sociale e altri temi, centri di aggregazione. Il Veneto ha siglato accordi con la provincia di Trento, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna per permettere ai congiunti che risiedono in province limitrofe di potersi incontrare: Treviso, Pordenone, Venezia, Udine e Ferrara con Rovigo.